Siamo con Marco Terenzi, capogruppo del centro-sinistra nel Consiglio Comunale di Portogruaro. Questa mattina sulla stampa sono apparse le dichiarazioni del vicegovernatore Gianluca Forcolin, il quale a proposito del nuovo ospedale che dovrebbe sorgere tra San Donà di Piave e Jesolo, ha invitato i sindaci dei portoguaresi in pratica a farsi gli affari propri, dicendo come la cosa riguardi solo il sandonatese e non il portoguarese. Lei come commenta queste affermazioni? Io innanzitutto dico che il tema della sanità e quindi della salute è un tema centrale, è un diritto soggettivo ed è uno di quei temi molto sensibili per la comunità. Quindi bisogna essere molto attenti, bisogna essere molto prudenti, bisogna valutare bene i bisogni e soprattutto valutare bene le risposte che devono essere date per soddisfare a questi bisogni. Mi riferisco non solo a livello ospedaliero, ma anche a livello intermedio, a livello anche dei servizi territoriali. La sanità è troppo importante per essere oggetto di polemica politica. Sulla seconda questione rispondo dicendo che il Veneto orientale è da tempo una realtà unica, è un'area omogenea all'interno della città metropolitana ed è ovvio che le politiche, in particolare la politica sanitaria, debba essere oggetto anche di un confronto, di una discussione e devono essere trovate insieme delle soluzioni e delle indicazioni. Del resto la politica serve proprio a trovare delle soluzioni ai problemi. Sulla questione dell'ospedale in particolare io posso comprendere, anzi comprendo proprio per le cose che ho detto, che nell'area del San Donatese vi sia l'aspirazione a un ospedale nuovo, probabilmente anche da un punto di vista della logistica è una struttura attesa da tempo. Quello che a me interessa è che l'ospedale di Portogruaro, come è stato detto, e io mi auguro che vi sia conformità di intenzioni su questo, le dichiarazioni a livello regionale anche del governatore di Zaia parrebbero andare in tal senso. Mi aspetto che l'ospedale di Portogruaro venga potenziato e non solo diciamo così, per essere un punto di riferimento ed evitare anche la fuga extraregionale verso il Friuli Venezia Giulia, ma per dare delle risposte compiute e concrete in termini di salute alla comunità di Portogruaro e del suo mandamento. Il sindaco Giacomo Gasparotto, sindaco di Gruaro, ieri sulla stampa ha avvertito però la possibilità che con questo nuovo ospedale vengano dirottate le risorse regionali su questo nuovo ospedale anziché su Portogruaro. Lei avverte questo pericolo? Ma guardi, il rischio c'è, indubbiamente, per cui bisogna che ci sia una massima attenzione nel mandamento di Portogruaro proprio su questo. E io mi aspetto che proprio nella conferenza dei sindaci i sindaci facciano un'adeguata azione politico-istituzionale per evitare questo rischio e questo pericolo e che si facciano anche adeguatamente sentire nei confronti di Zaia e del livello regionale, perché non dimentichiamo chi decide le sorti dei servizi sanitari nei territori è la regione.